Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di avere in studio Gianandrea Mencini, giornalista, scrittore degli Antipodi, perché è grande conoscitore di laguna ma anche di montagna, e alle alture venete dedicato questo libro, Vivere in pendenza, un titolo molto bello che a mio parere ben sintetizza la vita in montagna. Scelte di vita che cambiano la montagna bellunese, edito da Supernova. È un itinerario attraverso casi di successo, casi imprenditoriali di successo. Da dove si parte e qual è il punto d'arrivo? Ma è un libro sicuramente che sottolinea casi importanti di successo, positivi, nella montagna bellunese, di giovani e meno giovani che sono ritornati al territorio e soprattutto all'agricoltura, recuperando anche vecchie tradizioni. E che quindi hanno deciso di investire. Investire, sì, una fase sempre difficile della montagna in generale, anche di quella bellunese, con sempre questioni aperte sociali o di spopolamento, altri temi che spesso si discute. Invece questi sono segni diversi, positivi, di persone che hanno voluto rimanere nei loro paesi a vivere in pendenza e anche cercare di produrre e dare uno sviluppo anche economico in alcune, quasi tutte le vallate bellunesi che io ho girato per raccontare proprio queste esperienze. Che attività sono state messe in piedi? Ma sono quasi tutte attività legate all'agricoltura, all'allevamento di bovini, di pecore, producono soprattutto yogurt, formaggi, insaccati e c'è un grande amore, ecco, verso il loro territorio, che è stato per me una cosa non una sorpresa, devo dire, perché fin da quando sono bambino vado in montagna, andavo nel Cadore e avevo... passando tanto tempo e anche conoscendo e parlando e vivendo anche con queste persone, ho visto che hanno sempre avuto un grandissimo amore verso il loro ambiente. Questo era una cosa, secondo me, molto importante e che nel libro adesso racconto, cerco di raccontare e cerco di raccontarla attraverso le loro parole. E penso che questo sia un aspetto molto importante, perché sono loro che attraverso il mio libro parlano e raccontano le difficoltà del vivere in pendenza, ma anche, e questo è l'aspetto positivo, che si può vivere in pendenza, anche se è difficile, faticoso, ma soprattutto i giovani ora ci credono e penso che questo sia, pur nelle difficoltà del momento, anche dopo l'alluvione Vaia, sia un messaggio positivo. Dicevo prima, questi sono casi di successo. Mi incuriosisce però sapere quello che non c'è nel libro, cioè l'altro libro, vale a dire, iniziative editoriali come questa hanno, a mio parere, un limite, positivo ma un limite, certo, che è come quando si parla di agricoltura e si cita il lardo di Colonnata, voglio dire, la nicchia non è la generalità e allora non tutti sono casi di successo. Certo. La percezione è che la gente di montagna sia ancora resistente oppure si stia arrendendo in qualche maniera, perché come ci sono tanti casi di successo, ci sono anche tanti casi di persone che vorrebbero fare ma non riescono a fare perché il vivere in pendenza diventa un po' troppo difficile. Sì, questo è vero. Anche quando ho la fortuna di presentare il libro in questo periodo in molte parti, non solo in pendenza, anche in orizzontale, in pianura, perché c'è sempre, soprattutto a Venezia, a Treviso, a Padova, c'è un grande amore verso la montagna e anche soprattutto per la montagna bellunese. Quando lo presento in località, anche come recentemente a Dosoledo, nel Comelico, certo c'è anche chi... Al museo Al Goodney, da andare a vedere a prescindere, bellissimo. Esatto, bellissimo. Un museo veramente che peraltro racconta proprio la storia del territorio e l'importanza del Comelico. È un museo moderno poi anche come strumentazione. Sì, esatto, è fatto molto bene, anche digitale, insomma, da visitare. È un'altra bella sorpresa che offre la montagna. E certo c'è stato un confronto con la popolazione locale, che accetta sicuramente una visione positiva che c'è nel mio libro e che racconto, però evidenzia
e magari lo fa anche spesso un po' sottolineandolo, soprattutto perché magari c'è un veneziano, io sono veneziano, che ha scritto di montagna bellunese, quindi cerca di far capire come la montagna, e ha ragione, non sia la montagna che magari vedono solo i turisti o quelli che vanno in alta stagione, ma vivere la montagna 365 giorni all'anno, viverla anche a novembre, viverla fuori stagione, quando appunto non c'è il turismo, in certi posti proprio non c'è, quello è un altro aspetto che può essere considerato negativo, è molto faticoso. E hanno quindi posto questo elemento, questo aspetto. E che quindi c'è bisogno di anche un aiuto istituzionale ed economico, perché c'è un disagio a vivere in pendenza. Devo dire che però anche gli intervistati, alcuni vivono proprio anche in zone altimetriche alte, insomma, quindi anche con certe difficoltà di vita, mi hanno sottolineato che hanno fondi, che ci sono i fondi strutturali europei, i fondi regionali arrivano. Un altro elemento è quello di saperli spendere bene, cioè di avere la capacità di sfruttare bene questa risorsa economica che arriva dalla regione. E un altro aspetto che può servire a sviluppare ulteriormente anche produzioni di nicchia, come dicevi tu, ma allargarle, è quello della necessità di far squadra e di far rete, anche imprenditoriale. E questo quasi tutte le persone che ho intervistato, giovani e meno giovani, ma soprattutto giovani, dicono che è un po' difficile nel territorio bellunese rispetto per esempio all'Alto Adige, o se parlavamo prima del Comelico, della vicina Valpusteria. Fare sistema. Fare sistema, bravo. Ecco, questa è una grande difficoltà che incontrano e che io ho scritto nel libro, perché l'ho percepita come un altro aspetto, per esempio la frammentazione del territorio. Non c'è il Maso chiuso come in Alto Adige, e non entriamo poi nella questione sociale del Maso. Per cui molto spesso anche chi vuole investire nel territorio si trova con una difficoltà solo per poter ampliare i propri pascoli, così a far fronte a pezzi di terreno divisi tra 15-20 proprietari, da cui magari la metà vive anche all'estero, che è impossibile da rintracciare, e quindi c'è tutta una filiera burocratica incredibile che alla fine rende troppo faticoso e difficile poter ancora ampliare di più, per esempio, una propria impresa agricola. Sono tutti aspetti che secondo me forse le istituzioni potrebbero aiutare e sono fondamentali per vivere in montagna, e che ci siano persone che investono in montagna, perché ricordo appunto che sono queste proprio, secondo me, proprio queste persone diventano sentinelle del territorio contro anche rischi ambientali, idrogeologici che oggi sono È molto interessante attuali. Questo rapporto col Trentino Alto Adige, ma mi viene un sospetto però. Allora, noi siamo a nord-est, in Veneto, ma a nord-est, il paese dei 1000 campanili, cioè è difficile comunque certo. andare d'accordo. In montagna questo ancora si accentua, ma non è che in Trentino e Alto Adige siano tanto diversi caratterialmente, forse lì hanno anche un problema proprio etnico ulteriore. E allora mi viene da chiedere, in Trentino Alto Adige fanno sistema perché hanno i soldi? Quindi voglio dire, devono in qualche maniera mettersi d'accordo per utilizzare al meglio dei fondi che già ci sono, che è diverso che nel Veneto, certo, dove prima ti devi mettere d'accordo per poter accedere ai fondi. No, è vero, questo è verissimo. Non ho ovviamente, da quello che ho letto, studiato anche per fare questo libro, ma ascoltato soprattutto, perché ho voluto ascoltare soprattutto le persone che ho incontrato, dare loro voce attraverso la mia scrittura, diciamo, e loro mi dicono che ci sono sicuramente i fondi della provincia autonoma di Bolzano, ci sono sicuramente degli aspetti positivi in questo, però c'è anche un fattore culturale. Tu prima dicevi sia l'aspetto magari che può essere economico, e anche il far sistema e far squadra è un aspetto culturale anche di una tradizione agricola che c'era e che è rimasta, anche se ci sono le piste da sci, anche se ci sono i grandi alberghi, le spa eccetera che sappiamo in Alto Adige. Nel bellunese questo è stato un po' più
difficile. Tutto sommato i fondi anche dalla Regione Veneto arrivano, il problema invece è di far squadra, è anche un fattore culturale che invece persiste. È anche una tradizione agricola un po' abbandonata, prima laddove c'è un forte turismo come a Cortina d'Ampezzo, dimenticata, anche se nel libro però ci sono esempi che invece di giovani che invece vogliono recuperare i pascoli e il territorio per fare questa attività, e lo racconto, e anche dall'altra parte, dicevo, la necessità culturale dopo un periodo delle occhialerie, di fabbrica, di un graduale, e le crisi che poi sono subentrate, soprattutto in alcune zone, non in altre, in Agordino la Luxottica ovviamente certo. Quindi meno invidia rispetto ai confinanti di quella che mediaticamente si percepisce, perché abbiamo parlato del Trentino Alto Adige, ma anche il Friuli Venezia Giulia è un'altra regione a statuto speciale. Certo, sì, direi di sì, più una necessità di mettere in campo la propria conoscenza e superare forse un problema culturale. Devo dire che questo sì, è un problema che è stato sottolineato. L'invidia, un po' di gelosia, forse nel bellunese, mi raccontano le persone che ho incontrato, ce ne sono un po' troppe, invece bisognerebbe fare più squadre, più sistema, anche per star meglio nel mercato. Grazie, un'iniezione di positività, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista delle esperienze. Questo libro, scritto da Gianandrea Mencini, un veneziano alla scoperta della montagna, il libro è Vivere in pendenza, scelte di vita che cambiano la montagna bellunese. L'editore è Supernova, una lettura da consigliare per conoscere meglio il nostro territorio. Grazie. Alla prossima.